Ai piedi della maiella e del mitico Morrone, così appare sul Mona. E così doveva sognarla il poeta Ovidio, quando circa 2000 anni or sono scongiurava Augusto perché gli concedesse il perdono e lo facesse ritornare in patria dall'esilio di Tomi sul Mar Nero. Ma lo sventurato poeta non rivide più la sua terra e ad essa dedicò i lamenti del cittadino escluso. Principali vie d'accesso alla città sono Porta Romana, costruita nel 1428 da un certo Meo sul tracciato dell'antica via Numicia. E Porta Napoli, edificata nel 1375. Del 1415 è il Palazzo dell'Annunziata, il primo tra gli edifici sulmonesi per importanza e curiosità d'arte, la cui facciata è un epitome di tutti gli stili, dal romanico al gotico al barocco. Con essa contrasta la settecentesca facciata della chiesa con i suoi 2 piani a colonne binate, il campanile del Cinquecento è invece di stile gotico. Nella piazza antistante una pensosa statua bronzea di Ovidio dello scultore Ettore Ferrari. Sulle rovine di un antico tempio dedicato ad Apollo fu costruita la chiesa di San Panfilo, nel cui portale dall'ossatura gotica rimangono elementi di arte romanica. Nella lunetta la deposizione, nelle 2 edicole le statue di San Pelino e San Panfilo. Una delle opere più importanti resta l'acquedotto medievale, poggiante su archi ogivali, portato a termine nel 1256 e che tutt'oggi soddisfa le esigenze idriche della città. Chiusa da un lato dallo stesso acquedotto è la piazza Garibaldi, dove ha luogo il mercato. Dalla parte opposta è la chiesa di San Filippo del 1881, sul fronte della quale fu riportata la facciata della antica chiesa di Sant'Agostino del 1315, il cui portale in ferro battuto testimonia la gloriosa tradizione dell'artigianato sulmonese, giunta sino ai giorni nostri anche per merito della scuola d'arte Gentile Mazzara, fondata nel 1901 dall'omonimo mecenate. I lavori in ferro battuto e rame sbalzato eseguiti dai giovani allievi testimoniano la vitalità di un'arte che ben si addice alle genti di Abruzzo. Uno dei reparti più attivi della scuola è quello dell'intaglio del legno, dove si mettono in pratica gli insegnamenti ricevuti nei primi anni di corso, quando le nozioni di disegno geometrico, architettura e prospettiva sono impartite tenendo presenti i fini pratici cui sono dirette. I risultati evidenti denotano già una mano sicura ed un gusto non comune, sia nell'intaglio a carattere ornamentale e decorativo che nell'intarsio a carattere paesaggistico. Le nature morte sono invece preferite quale tema per i primi anni di insegnamento nella sezione pittura. In questo ramo i giovani danno prova di conoscere il disegno e la tecnica al pari dei loro grandi predecessori Nicola Cardis e Giovanni De Benedictis. Attenti all'insegnamento del loro professore, i ragazzi ne seguono i consigli, trasfondendo sulla tela la propria inventiva e la propria genialità.
tematici oltre che artistici cui tende la scuola sono evidenti nella sezione dei cartellonisti pubblicitari, nella quale vengono messi in atto a scopo commerciale gli insegnamenti ricevuti. E non è strano che questo giovane riprenda dal vero un cestino di confetti, perché Sulmona è la patria di questo gentile artigianato, affidato in massima parte a mani di fanciulle. Come sia nata questa attività non è dato sapere con precisione, ma pare che le prime margherite policrome e i primi cestini confezionati con confetti a scopo ornamentale risalgano al 1500, nel mistico convento di Santa Chiara, dove le ragazze li eseguivano sotto la direzione di quelle pazienti suore che le avviavano così a quella forma di attività che più si addice alla gentilezza femminile. Oggi i lavori di confetti sono eseguiti da giovinette non più riunite nell'antico luogo sacro, ma in moderni laboratori, e l'originalità di questa tipica industria sulmonese è l'impiego dei confetti a scopo ornamentale, nella creazione di svariati oggetti, utilizzandone l'infinita varietà delle forme e disponendoli e legandoli in modo diverso. Fiori, rosari, portaritratti, cestini di tutte le forme e di tutti i colori. E se in famiglia c'è un alpino, si prende a modello anche il suo copricapo. Pochi di questi lavori restano in Italia. Ovunque nel mondo vi è gente d'Abruzzo, questi semplici oggetti andranno a ravvivare nel loro cuore la nostalgia della patria lontana.